Zlatko, il bambino che stavano filmando i nostri colleghi Luchetta, Ota ed Angelo uccisi a Mostar, è un uomo che non dimentica la guerra. Molti radicali islamici sono partiti dal Kosovo verso la Siria per combattere sotto le bandiere del califfato. A Budapest sono stati ritrovati gli elenchi compilati dai nazisti degli ebrei deportati ad Auschwitz. Le autorità greche stanno sfruttando le località archeologiche per un rilancio turistico dell'Epiro. In Slovenia è stata ritrovata la ruota di legno più antica del mondo, ha più di 5.000 anni. Le bombe di Bruxelles, la rabbia, il dolore per le vittime impongono all'Unione Europea di reagire in modo razionale e coerente. I terroristi di Daesh sono solo questo, dei terroristi, dei criminali. Le lacrime provocate dagli attacchi devono però costringere la politica a fare la sua parte. La storia ci insegna che per vincere il terrorismo la polizia non basta, c'è bisogno di politica e cultura. In questo caso di una cultura politica autenticamente europea, un'Europa che deve essere parte attiva di un piano di pace per la Siria, che al suo interno deve garantire sviluppo economico e democrazia vera in Bosnia, in Kosovo e offrire una possibilità di rinascita economica per tutti i Balcani. L'Europa, per vincere il terrorismo, non può essere solo un progetto economico, ma deve dare vigore e contenuto alla propria democrazia, garantire a tutti i suoi cittadini uguaglianza e prosperità. Allora e solo allora il radicalismo islamico sarà sconfitto. Per vincere questo terrorismo islamico c'è bisogno di chiarezza, anche nei rapporti con quegli stati che hanno favorito l'ascesa del califfato islamico in Siria e Iraq. I corpi straziati all'aeroporto e nella metropolitana di Bruxelles non lasciano spazio a speculazioni politiche, costringono alla coerenza anche nel rapporto con quegli stati, come la Turchia di Erdogan, con cui l'Europa collabora, stati che però non rispettano la democrazia, la libertà di stampa e che continuano sotto banco a mantenere rapporti con il califfato. Göteborg, Svezia. Siamo nella più famosa palestra di box della Scandinavia, all'interno dello stadio Ullevi. Qui si allenava Ingemar Johansson, il primo carnera svedese, che vinse il titolo mondiale dei pesi massimi nel 1959, battendo lo statunitense Floyd Patterson. Da 20 anni, l'allenatore del club è un montenegrino di nome Rifat. Ad allenarsi afghani, pakistani, serbi, bosniaci e montenegrini e con loro Zlatko Omanovic. It's like therapy for me, boxing. Per me è una vera e propria terapia. Sul ring mi sento libero da tutti i pensieri. Il resto sta fuori dalla palestra. Devo solo stare attento a schivare un colpo, ad anticipare l'avversario. Rifat lo considero quasi un secondo padre. E dopo il ring c'è il piacere di uscire con gli amici. Certo che ho anche amici croati e serbi. Non riesco ad odiare nessuno, non voglio odiare. And one of my best friends is from Serbia, so I don't like to have any hate towards anyone. I'm a Muslim. Sono musulmano, ma non praticante. The people, of course. Credo in un Dio di tutti, poi ognuno lo chiami come vuole. Più che altro voglio credere negli esseri umani, anche se non è facile dopo tutto quello che ho passato. E non mi interessa la politica. Su quanto è successo in Bosnia ho paura che, sapendo di più, un giorno forse potrei cominciare a odiare. Però in futuro chiederò a mio nonno quello che ha provato. Sarà dura, ma sono convinto che solo sapendo le cose si può imparare dal passato, si può capire quello che è successo. Like you say, it's hard, but to understand, you have to know. Yeah, I will in the future. I will want to. Ma è ancora presto adesso. Devo sentirmi più stabile per farlo. But right now, not maybe the time. When I feel a bit more stable. Parte dalla box il riscatto di Zlatko, 28 anni, bosniaco di Mostar, ma da quasi 22 residente alla periferia di Göteborg. Ne aveva solo 6, infatti, quando lasciò il suo paese, dilaniato dalla guerra civile. E il suo nome è indissolubilmente legato alla tragedia che ha portato via il 28 gennaio del 94 Marco Luchetta, Alessandro Ota e Dario D'Angelo, inviati dalla RAI, uccisi da una granata di mortaio mentre lo stavano intervistando. I loro 3 corpi fecero da scudo a Zlatko, salvandolo. It's sad that 20 years after. 20 anni dopo accadono le stesse cose. Ieri in Bosnia
Oggi in Siria mi sembra incredibile. Avevo 6 anni quella volta. Avrei dovuto divertirmi con i giocattoli e non trovarmi a fianco di qualcuno che muore. Yeah. I met Andrea in Mostar. We went to the place. Con Andrea, uno dei figli di Marco Lucchetta, siamo quasi coetanei e amici. Un giorno siamo andati insieme a Mostar, in quel cortile, dove tutto è iniziato. È duro da ricordare. Eravamo nel luogo dove suo padre è morto. Non posso spiegarti cos'è stato quel momento. Troppi ricordi, troppe emozioni. 22 anni dopo, Zlatko Omanovic cerca ancora di uscire da una tragedia che gli ha lasciato dentro cicatrici indelebili, mentre attorno a lui altre esplosioni, altro sangue, altre colpe assurde finiscono sulle deboli spalle di decine di migliaia di bambini, come lui, come allora, come sempre. Radovan Karadzic, l'ex leader politico dei serbi di Bosnia, è stato condannato a 40 anni di carcere. Nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia, Karadzic è stato riconosciuto colpevole di 10 capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra e per il genocidio di Srebrenica. I crimini sono stati commessi dal 1992 al 1995 durante la guerra in Bosnia-Erzegovina. Tra i crimini imputati a Karadzic ci sono anche l'assedio di Sarajevo e la presa in ostaggio dei caschi blu dell'ONU. Karadzic, che ha 70 anni, ha già annunciato che presenterà appello. Questa è Camille, 23 anni, ha seguito suo marito in Siria, ora gestisce un campo di addestramento per le donne combattenti. Chic invece è tornata dalla Siria qualche mese fa, dopo l'uccisione di un suo marito. Le loro storie hanno suscitato molto scandalo e paura dopo la loro pubblicazione su uno dei principali quotidiani del Kosovo, Zeri. L'inchiesta porta la firma della caporedattrice Arbana Jara, vittima di continue minacce anche di morte a causa delle sue inchieste sulla radicalizzazione dell'Islam dopo la guerra del 99. Anche se il 90% della popolazione si definisce di etnia albanese musulmana, la religione non ha mai svolto un ruolo importante nella società kosovara, tanto che la nostra è una costituzione laica, puntualizza Arbana. Ma allora, cos'è cambiato dopo la dissoluzione della Jugoslavia? Dopo la guerra, diverse ONG arabe si insediarono in Kosovo, offrendo alla popolazione più povera corsi informatici o di inglese gratuiti, chiedendo in cambio di leggere il Corano. Agli imam venivano offerte borse di studio in Arabia Saudita, in Egitto e in Qatar. Al loro ritorno, le loro prediche diventarono estremamente radicali. Gli imam sostenevano che il Kosovo non avesse mai conosciuto il vero Islam. Si comincia con un vero e proprio lavaggio del cervello, sostiene Arbana, per poi seguire gli appelli in internet. E Laudri Muhajeri, il principale reclutatore in Kosovo, ora alla guida di un plotone del califfato. Secondo la polizia, 300 uomini e 36 donne sono partiti dal Kosovo per arruolarsi. Nel 2014, dopo l'approvazione della legge che punisce con 15 anni di carcere l'istigazione e la partecipazione ad un conflitto cosiddetto straniero, la polizia ha fatto chiudere 14 ONG musulmane sospettate di avere legami con reti terroristiche e fatto arrestare 78 persone, tra cui 11 imam. Tra quelli che furono poi rilasciati c'era anche Enes Goga, l'imam principale di Peja, che minimizza: l'Islam radicale non si pratica in Kosovo e gli imam vengono usati come capro espiatorio. Non conosco un solo imam nominato dalla comunità islamica di Pristina che inciti i giovani e tantomeno le donne ad arruolarsi. Puntare il dito contro gli imam non aiuta a risolvere il problema. È un atteggiamento forse comodo per chi non vuole concedere all'Islam una tutela più ampia anche a livello politico e costituzionale. Non la pensa così il giovane imam che nella più antica moschea di Peja mette regolarmente in guardia i suoi fedeli dal pericolo dell'Islam radicale, motivo per il quale ha subito molte minacce di morte. C'è una situazione di emergenza legata alla radicalizzazione e all'estremismo, il primo passo verso il terrorismo. C'è una calma apparente che può esplodere in ogni momento. È preoccupante il fatto che ultimamente tante donne giovani partano per la Siria e l'Iraq. Non bastano arresti per risolvere questo problema. È necessario identificare i motivi che spingono questi giovani ad arruolarsi, allontanando gli imam radicali.
Un'opportunità di futuro, un ideale per il quale lottare. È questo che spinge i giovani di un paese alle prese con la disoccupazione, la povertà, la corruzione e l'instabilità politica a partire. Un paese in cui tutto questo succede in una dimensione parallela, mentre la vita nelle strade della capitale scorre inconsapevole. Settembre 2015. Una banale ristrutturazione di una vecchia casa nei pressi del Parlamento di Budapest riporta alla luce, nascoste tra due pareti, migliaia di fogli ingialliti. Il personale dell'archivio della città ne prende visione e scopre con grande sorpresa che si tratta di un ritrovamento di enorme valore. Le carte risalgono a 71 anni fa, rappresentano parte del censimento del 1944 che aveva un preciso scopo: individuare dove vivevano tutti gli abitanti di Budapest per procedere al trasferimento forzato degli ebrei in case abitate solo da cittadini di religione giudaica. Doveva essere quello l'atto propedeutico alla deportazione verso i campi di sterminio nazisti, deportazione che alla fine avvenne in tutta l'Ungheria, tranne che proprio nella capitale, dove gli ebrei rappresentavano circa un quinto della popolazione. Carte che si credevano perdute per sempre, spiega il direttore dell'archivio della città di Budapest, István Tibor Kenyeres. We suppose that all of the collection of these documents. Pensavamo che i documenti fossero andati distrutti con l'incendio del municipio durante la Seconda Guerra Mondiale. Stimavamo per questo censimento 30.000 fogli. Qui ne abbiamo con noi 6.300. Significa che possediamo circa il 20% delle carte. About 20% of the whole collection of these census. Il trasferimento forzoso fu attuato appena 3 settimane dopo il censimento. Il 21 giugno 1944 le autorità ungheresi costrinsero gli oltre 200.000 israeliti a cambiare casa portando la famigerata stella gialla sul petto. La stessa stella gialla che, esempio unico in Europa, fu apposta su ciascuno dei quasi 2.000 immobili a loro destinati, marchio della loro infamia secondo quell'aberrante visione antisemita appoggiata dal capo del governo, l'ammiraglio Horthy. Una mappa interattiva indica queste abitazioni, consultabile sul sito yellowstarhouses.org, realizzato dall'archivio della fondazione Open Society dell'americano di origini ebraiche e ungheresi George Soros. Il materiale cartaceo è stato restaurato dall'archivio della città di Budapest, operazione delicata ma non particolarmente ardua considerando le condizioni relativamente buone dei reperti. Tra le cose che gli storici dovranno capire da questi documenti ci sono i criteri che hanno portato a scegliere alcune case al posto di altre. Il sospetto è che il censimento fosse stato pensato in modo da riservare agli ebrei le peggiori strutture. They wanted to know the fee of the rents. Le autorità volevano conoscere anche il valore dell'affitto e la situazione dell'appartamento, se dava verso la strada o verso l'interno. Volevano anche sapere se l'immobile era stato costruito prima o dopo il 1935. Built before or after 1935. Comunque, dopo il 21 giugno del 44, ciascuna casa doveva essere abitata o solo da ebrei o solo da cristiani, secondo quanto era stato stabilito, e la decisione fu presa proprio in seguito a quel censimento. Il funzionario pubblico marcava con una K l'edificio da assegnare ai cristiani, con le lettere ZS quelle da destinare agli ebrei. La prossima fase dopo il restauro è la digitalizzazione. Entro un anno sul sito dell'archivio sarà caricata una scansione dei documenti con la possibilità di cercare grazie a un database nomi e cognomi e ricostruire un pezzo della storia, anche di quella familiare, di centinaia di migliaia di persone. C'è un'antica Grecia che pochi conoscono e il leggendario ponte di Arta la collega con un piccolo angolo dell'antica Roma che è possibile visitare a poche decine di chilometri di distanza. Il ponte di Arta è diventato famoso perché è stato costruito decine di volte. Si tratta di un'opera indispensabile per oltrepassare il fiume che separa la città. Gli uomini non possono farne a meno, ma l'acqua sembra non gradirlo. È venuto giù in passato talmente tante volte che in Grecia, quando diciamo è come il ponte di Arta, intendiamo qualcosa che è stata costruita di giorno ed è crollata di notte.
Siamo nell'Epiro. Da un lato c'è il parco archeologico di Dodona, dall'altro i resti di Nicopoli. Musei a cielo aperto che necessitano di finanziamenti. Pioggia e vento rischiano di danneggiarli per sempre, come sta accadendo ai resti di questa chiesa, una delle prime costruite in Grecia dai cristiani, sorse su parte delle rovine del Tempio di Eracle. Il parco archeologico di Dodona è rimasto sepolto per secoli, ma in passato era un posto frequentatissimo. I greci venivano qui per interpellare l'oracolo, uno dei primi, decaduto ben presto però per la concorrenza di quello di Delfi. Secondo la tradizione, una sacerdotessa egiziana giunta nell'Epiro come schiava spiegò agli abitanti della zona che dal fruscio dei rami di una grande quercia agitata dal vento e dal cinguettio degli uccelli che trovavano riparo tra le foglie era possibile ascoltare le risposte della dea madre Dione e successivamente di Zeus, re dell'Olimpo. L'oracolo smise di funzionare nel IV secolo d.C. Inizialmente c'era solo la grande quercia, ma Dodona ben presto diventò il centro politico e culturale della Federazione dell'Epiro. La democrazia è nata anche da queste parti, estrema periferia, ma pur sempre Grecia, un popolo deciso a costruire la sua grandezza sui valori piuttosto che sulla forza militare. I rappresentanti dei villaggi si riunivano qui almeno una volta all'anno per prendere le decisioni più importanti. Ogni 4 anni si svolgevano i giochi, arrivava tutta la popolazione dalle montagne, ospitata in questo anfiteatro, uno dei più grandi dell'antichità, 17.000 posti. A 70 km di distanza c'è un teatro romano, circondato da architetture completamente diverse. Imponenti le mura di Nicopoli, la città della vittoria, fondata da Ottaviano, testimonia la potenza militare dell'impero e dell'antica Roma, che aveva conquistato la Grecia lasciandosi conquistare dalla sua arte. La vittoria di Ottaviano su Marco Antonio segnò la fine della guerra civile per Roma e l'inizio di un'era di pace fatta di prosperità e di commercio. L'imponenza di Nicopoli testimonia tutto questo. Il teatro, lo stadio, ma soprattutto una piccola basilica cristiana. Sul pavimento ci sono ancora i mosaici degli antichi templi greci sui quali venne costruita. Il sito è stato messo in salvo con finanziamenti europei e chi lavora ogni giorno per salvare questi parchi archeologici spiega: abbiamo bisogno non solo di finanziamenti, ma anche di un maggior numero di turisti, altrimenti questi tesori saranno persi per sempre. Ironia della storia, ma il Museo Lubianese, che nei suoi sotterranei è attraversato dalla strada che collegava la Lubiana romana con l'urbe, a custodire la più antica ruota di legno al mondo. Una ruota con tanto di asse sepolta dalla torba non lontano dalla capitale della Slovenia, 3000 anni prima che i romani vi costruissero la strada. La ruota, datata 5200 anni fa, era usata dai palafitticoli che abitavano la conca di Lubiana, all'epoca coperta da laghi e paludi. Le ruote lignee provenienti dagli ambienti palafitticoli sono rarissime. È vero che questa ruota con l'asse sono i più antichi finora scoperti, ma importante è soprattutto evidenziare la tecnica evoluta di costruzione. La ruota è composta da 2 piastre di frassino legate con una serie di giunture di rovere che gli artigiani di 5.000 anni fa avevano inserito a coda di rondine per limitare l'effetto di sollecitazioni e dilatazioni del legno. L'asse invece è stato ricavato da un pezzo unico di rovere, con la base incuneata con una croce di legno, anche qui per dare più resistenza. Nel deposito del Museo Civico di Lubiana, tra vecchie cabine telefoniche e oggetti dei secoli scorsi, da un quarto di secolo risiede anche la statua di Tito all'epoca della Jugoslavia in bella mostra davanti al Parlamento. Ma qui troviamo anche l'archeologa Katerina Toman-Krazina che sta dipingendo una copia della ruota. Per conservare la ruota, rimasta totalmente immersa nell'acqua per millenni, è stata trattata con il metodo della melamina nei laboratori di Mainz. Prima del trattamento, nel laboratorio tedesco, la ruota è stata scannerizzata in 3D e quindi è stata stampata. La scannerizzazione ci dirà anche se si modificherà nel tempo. La copia fedelissima sarà esposta nel Costruendo Centro Visite di Vrhnica sulle civiltà palafitticole. L'archeologo Anton Velušek ha scoperto la ruota nel 2002 durante una delle campagne sistematiche di scavi nei pressi di Lubiana.
La ruota è la conferma che i palafitticoli erano una società avanzata per l'età del bronzo, con una conoscenza estremamente sviluppata dell'uso del legno, altrimenti non avrebbero saputo costruire le palafitte. Ed è molto probabile che il carro fosse usato proprio per trasportare la legna dai boschi. Molto più rivoluzionaria è la scoperta del 1995 di uno strumento musicale che risale a 55.000 anni fa e veniva usato dall'uomo di Neanderthal. Questa sorta di flauto è custodito nel Museo Nazionale di Lubiana. Questo strumento, dalla grotta di Divja Baba, ha cambiato la nostra percezione dell'uomo di Neanderthal, che evidentemente aveva le capacità cognitive necessarie per suonare e ascoltare musica. Era quindi capace di astrazione. Oggi sappiamo anche che l'uomo di Neanderthal seppelliva i propri morti e si prendeva cura anche dei vecchi e dei più deboli. Un cambio di prospettiva sull'uomo di Neanderthal che suscitò molto scetticismo e gli archeologi dell'Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti dovettero provare che i fori sull'osso dell'orso fossero opera dell'uomo e non dei denti di qualche fiera. Lo abbiamo fatto in modo empirico, con ossa recenti di orsi e punteruoli di pietra. Abbiamo applicato la stessa tecnica anche su frammenti di ossa del Paleolitico e quindi abbiamo fatto anche una replica del flauto. Il morso invece avrebbe fratturato l'osso. E infine anche la prova del musicista Ljubem Dimkarovski, che ha sperimentato le potenzialità di questo strumento musicale.